Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta a 0422 1626 798. Spinti dal vento freddo, oggi di lunedì siamo arrivati qui a parlare di che cosa? Di un'Italia che perde le aziende a pezzi per la burocrazia, le perde perché delocalizzano, perché insomma investire in Italia è difficile, ci vuole un'impresa per fare un'impresa. E allora il piacere di avere in studio con noi Diego Canciani, imprenditore spinto anche lui dal vento freddo, arrivato fino a qua. Molto freddo. Molto freddo. Il piacere di avere in studio con noi il segretario generale della CGIL del Veneto, Cristian Ferrari. Buongiorno a tutti. Si è informato di tutto il vento, il freddo, sì, meno sì. 40, meno 30, insomma. Abbiamo fatto il record in Veneto, a Vicenza. Il Veneto fa sempre dei signori record in tutto. E il piacere di avere in studio Luigi Susini, imprenditore. Buongiorno a tutti. Gli si sono ghiacciate le tubature? Spero di no, per il momento no. Però qualche chiamata a manutenzione se l'aspetta, no? Sì, assolutamente sì. Per fortuna. Allora, siamo sempre in diretta anche su Facebook, se volete postare i vostri commenti e poi ci potete vedere in streaming. Allora, Antenna 3, Facebook, commentate, dite ciò che volete, ma vedo che avete già cominciato a dire la vostra. E allora, una burocrazia che ammazza le imprese, lacci, cavilli, insomma la burocrazia, secondo alcune stime di Rete Impresa Italia ma anche di altre associazioni, pesa tra i 22 e i 33 miliardi, sono spesi in scartoffie e vuol dire che un'azienda media spende circa 7.900 euro, 8.000 euro in, parliamo di piccole imprese ad esempio, in scartoffie, in burocrazia, e con questi soldi si potrebbero creare 750.000 nuovi posti di lavoro. Tempi per aprire uno stabilimento sono superiori ai 4 anni in Italia a causa di tutte le regolamentazioni, magari negli Stati Uniti in 6 mesi lo apre. Noi siamo per questo motivo al 136esimo posto in 138 paesi, peggio di noi il Brasile e il Venezuela. Sì, perché se erano 1800 non eravamo messi male. Allora, Canciani, chiaro, è una situazione molto complicata. Tutti gli imprenditori che abbiamo visto nel tempo ci dicono: noi lavoriamo per un socio che ci pesa per 7 mesi all'anno, poi tolta la burocrazia, le carte e tutto, riusciamo forse a guadagnare qualcosa. Ma per cosa la motiva lei a fare impresa in questo paese? La follia di avere un orgoglio di creare qualcosa e poi c'è questa mentalità, tant'è che il Veneto ne è un esempio molto prolifico, di tentare di mantenere tutto quello che hai creato, no? Perché anche adesso, io faccio un esempio nell'edilizia, stiamo tutti, non dico quasi sopravvivendo, ma anche qualcosa meno, abbiamo messo dentro i nostri risparmi, stiamo continuando a lottare per tentare di mantenere i posti di lavoro, perché alla fine questo è, avere dei collaboratori con delle famiglie, delle mogli, dei bambini, quindi ci vivi assieme, no? Noi non siamo la grande industria che ha 2000, 5500 dipendenti. Se no sareste andati in America, esatto. Oppure abbiamo dato più finanziamenti di Stato. E questa follia di voler avere qualcosa e di farlo crescere, molto spesso poi alla fine rovina gli imprenditori, dove molti magari si sono anche suicidati per questo assurdo senso di vergogna di non essere riusciti a fare qualcosa. Ma la verità è che noi la burocrazia la sconfiggeremo solo quando ci sarà una rivoluzione totale del sistema Stato, perché ognuno di noi ha un parente che lavora in qualche ente pubblico e finché lo Stato sarà questo, chi gestisce la burocrazia non lo cambierà mai. E un esempio lo abbiamo anche nella politica, per cui se tu hai tutta questa burocrazia è perché hai tanta gente che fa burocrazia e quella o la mandi a casa e crei disoccupazione o la ricollochi e crei un'alternativa,
o cambi il sistema. Adesso poi, noi immaginiamo sempre questi uffici con queste scartoffie, adesso che c'è la rivoluzione digitale, cosa sposteranno in computer? Questo non lo sappiamo. Ma stanno prevedendo per l'agenda 4.0, hanno già stabilito che ci sarà una perdita di posti di lavoro del 20%, ed è normale, no? La rivoluzione tecnologica, ma questo significa che c'è una perdita di posti di lavoro tra chi gira le carte, ma ci sarà qualcos'altro che va a dover essere necessario e a dover essere fatto, no? Bisogna che la gente si riqualifichi. Se poi però io ho il funzionario che dice no, io nel mio ufficio sto bene qua seduto caldo con le carte che arrivano e fanno la polvere sopra, non ne possiamo fare niente. Allora, poi dopo dipende come si deciderà, insomma, di amministrare un po' la situazione. Allora, prendo un post, dice, ho letto come che il World Economic Forum ci posiziona al 136esimo posto solo davanti a Brasile e Venezuela per oneri e burocrazia, dice questa signora, e lei aggiunge imbarazzante. E dico anche a chi ci ha scritto su Facebook che si spendono 51 giornate in adempimenti, che non sono poche. Allora, Cristian Ferrari, insomma, lei guida un sindacato che è un sindacato importante, storico, e sì, di questi tempi, insomma, abbiamo visto sempre di più il sindacato anche vicino agli imprenditori. A un certo momento, per salvare i posti di lavoro, per salvare poi anche le aziende, si è visto proprio questa unione che è avvenuta. È così? Allora, diciamo che molto spesso abbiamo dovuto difendere pezzi di sistema delle imprese anche da se stessi, perché in questi anni di crisi le scelte a volte, non voglio generalizzare, prima veniva giustamente detto chi ha la passione, chi ha l'impegno per difendere con le unghie e con i denti, molto spesso questo impegno e questa passione non lo si ritrova, diciamo così. Molto spesso è anche molto facile, soprattutto nei momenti di difficoltà, fare una scelta che può essere anche una scelta comoda. Vi saluto, arrivederci. Tra l'altro oggi parliamo di delocalizzazioni, devo dire che dal mio osservatorio non c'è nessuna emergenza delocalizzazione in questo momento, soprattutto qui in Veneto, forse in altre stagioni, negli anni 90, inizio 2000, c'è stata l'illusione. Siamo la seconda regione a partecipazione all'estero, perché abbiamo 5.070 aziende con partecipazione all'estero. Ma questo è un siamo fenomeno, secondi in Italia. Bisogna distinguere le cose. La delocalizzazione: ho una unità produttiva in questo paese, decido di chiuderla per andare a produrre in un altro, solitamente incentivato dal più basso costo o più basso carico fiscale, ma soprattutto del lavoro. Oggi questa vicenda, tranne alcuni casi che ci sono, perché potrei citare l'ultimo, Lovato Gas a Vicenza, una vertenza che abbiamo seguito e che alla fine, pur con tutte le difficoltà, siamo riusciti in qualche modo a trovare una soluzione, aveva esattamente questa logica. Altra cosa è l'internazionalizzazione del sistema delle imprese, che è un fatto di per sé può essere positivo. Quando una realtà produttiva, un'azienda guadagna e conquista quote di mercato all'estero, si sviluppa ed implementa la sua filiera, il suo apparato produttivo in questo senso qui. Ma lì non è che chiudi e togli lavoro in Italia e lo sposti per una mera, diciamo così, ragionamento di taglio dei costi. Quindi oggi come oggi le delocalizzazioni in senso stretto, quelle cattive diciamo, non ci sono, o perlomeno non hanno una dimensione tale da dire c'è una tendenza di questo tipo. Ripeto, una volta all'inizio, negli anni 90, c'era stata questa illusione, ma poi gli stessi imprenditori si sono resi conto che il gioco non valeva la candela. Andare in Romania, andare chissà dove hai un contesto anche molto più arretrato rispetto al nostro, non compensa quella riduzione di costo del lavoro. C'è un problema sicuramente, la vicenda Embraco, che non riguarda il Veneto ma che è eclatante al centro dell'attualità in questi giorni, di regole di un mercato che si è voluto invece sviluppare senza alcuna regola. Lo dico in maniera molto chiara. La scelta di convenienza di spostare un'unità produttiva da un paese all'altro, a maggior ragione all'interno dell'Unione Europea, che dovrebbe invece avere una logica di integrazione, diciamo così, di coesione, è inaccettabile. Ci sono forme di concorrenza sleale, poi si chiamano dumping in inglese, ma poi il termine italiano è concorrenza sleale, sul fisco, sullo stesso salario, che non sono accettabili all'interno di una comunità europea. L'idea anche che probabilmente lo Stato ci abbia messo un incentivo, qualcosa. Ma noi abbiamo paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea, l'Irlanda, l'Olanda, Lussemburgo
fanno concorrenza sleale nei confronti degli altri paesi con un livello di tassazione che non è assolutamente accettabile. Cioè, questo è un punto. I paesi all'est lo fanno col costo del lavoro. I paesi dell'est lo fanno col costo del lavoro. Qui ci vorrebbero, quindi c'è un primo problema, diciamo così, di regolazione del mercato anche interno dell'Europa che richiederebbe due interventi. Uno sul piano fiscale, perché non ci si può fare concorrenza all'interno di una comunità in quel senso lì. Secondo, su un piano si parla tanto di salario minimo legale. Siamo a 4 euro in Bulgaria, esatto. Piuttosto che... Il problema è che non è che lo dobbiamo fare in Italia per l'Italia, che già c'è il minimo che sono i contratti collettivi. Il problema è che lo dobbiamo fare a livello europeo, ma ovviamente con tutta la gradualità del caso, ma fissando, andando in quella direzione lì. Non possiamo farci concorrenza tra paesi su quel piano lì, che poi porta tutti a ribasso, perché poi alla fine quello è il punto, c'è una logica che si avvita e tu fai concorrenza peggiorando, abbassando il costo del lavoro, che poi hai anche il rinculo in termini di mercato interno, diciamo perché la in gente inglese rebound, che suona meglio, Ferrari, soprattutto questo freddo, insomma, così. E allora 0422 16 26 798, vorremmo tutti lavorare in Danimarca, dove il costo del lavoro è di 44 euro all'ora, ci piace molto queste le però funziona tutto un po' meglio. Pronto, buongiorno, sarà il freddo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno a voi, a lei e al suo studio e ai signori ospiti, buongiorno. Con questo vento, con questo freddo, insomma, vabbè, si tira avanti. Ti spinge avanti il vento, dica. Sì. Allora, io non do ragione qua al signor sindacalista, perché purtroppo il signor sindacalista non sono d'accordo con quello che lui dice, sono d'accordo con il signore che ha parlato prima, perché è un imprenditore e sa cosa sono i sacrifici per mantenere 3-4 operai e arrivare a fine mese e avere i soldi per dare la busta paga a questi che ne hanno pienamente diritto, perché noi a fine anno dobbiamo fare la rinuncia di redditi. Dobbiamo pagare la luce, dobbiamo pagare tutto quello che ci mandano sempre da pagare. I signori sindacalisti che parlano tanto che noi facciamo, noi il merito nostro stiamo tenendo qua, stiamo facendo di là, perché non fate la denuncia di redditi? Fate un 730 anche voi per sapere dove vanno a finire i soldi che prendete dagli operai? Fate dallo Stato, i contributi dello Stato, perché non lo fate? Noi abbiamo purtroppo molte difficoltà nel gestire le nostre operazioni con la burocrazia. C'è una burocrazia che per fare una cosa bisogna aspettare mesi, tempo e spreco di tempo che non vale la pena, perché noi ci stiamo rincorrendo per fare una cosa, per fare il bene per un operaio e alla fine ci stanchiamo, buttiamo via tutto e siamo quasi costretti ad andare all'estero per lavorare, per tirare avanti, perché noi abbiamo voglia di lavorare. E chi non ha voglia di fare questo purtroppo si butta dentro nel sindacato, perché dalle proteste. Grazie, avrei una risposta. Grazie. Ferrari ha preso le insomma, sue. è una posizione abbastanza pregiudiziale, non gli farò cambiare idea, gli dico soltanto, uno, che noi non pigliamo soldi dallo Stato, ma che viviamo con i contributi dei nostri iscritti. Secondo, che forse lui non conosce cos'è stata la storia di questi ultimi anni, migliaia e migliaia e migliaia di accordi e di vertenze che hanno difeso lavoro, occupazione e pezzi dell'apparato produttivo, in uno sforzo che non ha pari nei decenni precedenti. Io penso, con tutti i limiti e gli errori, perché qua nessuno è santo e nessuno è portatore di verità, ma penso che un contributo, il sindacato in questa regione, tra l'altro con un atteggiamento sempre molto serio e sempre molto concreto, e non con bandiere o chissà quali ideologie e così via, salvare i posti di lavoro e il nostro apparato produttivo è stato un po' la bussola, e un qualche contributo io penso che lo abbiamo dato. Avete messo poi, come tutti, ovviamente con tutti i limiti e gli errori. Tutti sbagliano, insomma, si cerca di fare il meglio. I sacrifici li fanno anche i lavoratori, oltre agli imprenditori, perché purtroppo 150.000 disoccupati e tutti i posti di lavoro che abbiamo perso, alla fine, ad arrivare alla fine del mese, molto spesso anche i lavoratori, passatemi la battuta, sono 500.000 persone, diciamo, perché poi non sono i 150.000 mi lavoratori. metterei su quell'ottica lì. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo ricordare al sindacalista che si è dimenticato di paradisi fiscali come San Marino e il Vaticano, che sono in Italia, e mi si dice siano anche lì due grandiosi
esili di soldi. Poi volevo chiedere al sindacalista, come sindacato vi preoccupate mai dell'ambiente, oppure al di là del lavoro non vi preoccupa l'ambiente? E volevo dire anche per quanto riguarda Cancian, stamattina sono rimasta allucinata nel vedere che la RAI ha sguinzagliato per Roma decine di suoi giornalisti per mostrarsi a Roma con qualche centimetro di neve. Guardate che è un qualcosa di allucinante, perché queste persone, essendo in RAI, sono stipendiate per non fare nulla o quasi. Grazie. Grazie, allora, tutti i colleghi quelli. Allora io devo andare in pubblicità, però mi riprometto subito di ricominciare con Susina. Stamattina Susina ha sguinzagliato un sacco di operai per dare questi tubi se saranno ghiacciati o no. Come la nonna avvolgeva la palma. Ma lui va bene nylon, con questo tempo. La nonna avvolgeva la palma col nylon, i gerani, e insomma è andata così. Allora, noi torniamo dopo la pubblicità e diamo una risposta. 0422 16 798, siamo sullo 0. A dopo. Bene, il freddo ci fa diventare, come dire, un po' più primitivi, diciamola così. Allora, stavamo facendo dei commenti, insomma, sulle difficoltà che si trova sul posto di lavoro, come incartamenti e cose. Allora, 0422 1626 798. E allora c'è scritto un ragazzo, dice: da anni ci parlano di semplificazione, ma ci sono invece sempre più complicazioni. Purtroppo è vero così. Pronto, buongiorno. Buongiorno Daniela, sono Mattia. Buongiorno. Sei bianca come la neve. Qua dicono tutto che è neve, speriamo. Giovedì pare che arrivi. Non fai freddo, tranquilla. Ehi. Comunque volevo portare un paio di esempi. Innanzitutto per quello che riguarda il signore là, l'industriale Penele, volevo dire che quando paghi uno stipendio di 1.000 euro a un operaio ne versi di più dello stipendio all'INPS, quindi dire che gli immigrati pagano le pensioni correnti è un po' sbagliato, perché assolutamente ci sono degli arretrati da versare alla popolazione di cui i sindacati non se ne occupano. Per quanto riguarda l'andare all'estero con l'industria, bisogna vederla al contrario, non rubano lavoro, ma gli italiani portano lavoro, insegnano a lavorare all'estero, quindi portano ricchezza all'estero, non è dove l'industriale o l'operaio lavora, il padrone lavora, ma il lavoro porta ricchezza, ti dà la pagnotta per mangiare. Ho capito. Quelli che fanno fondo sono le fabbriche che vanno all'estero nei paesi arretrati e li arricchiscono. Buongiorno. Grazie Mattia. Allora, qua ce n'è per tutti, dopo torniamo. Luigi Sosini, lei rispetta l'ambiente, perché la signora di prima ha detto bisogna anche a questi imprenditori ricordare di rispettare l'ambiente. Noi siamo... Lei si è certificato dalla testa ai piedi? Madonna. Ecco. Io le certificazioni le ho tutte. Non ne manca una. I corsi... Guardi idem, di là, perché con la dichiarazione che le lasciamo i posteri. I corsi di formazione e quant'altro lo stesso, perché comunque noi siamo certificati ISO 9000, 11352, abbiamo le SOA, cioè abbiamo tutto quello che serve per andare a lavorare. Dicevo prima, quando eravamo così in pubblicità, per me la burocrazia serve, però l'eccesso ammazza le imprese. Questo è un messaggio che secondo me è importante far passare, perché non bisogna far passare il messaggio che tutta la burocrazia è una cosa inefficiente. Bisogna comunque averla la burocrazia, bisogna stabilire qual è il giusto metro, la giusta misura. Per quanto riguarda invece il discorso anche l'ultimo signore ha parlato dei dipendenti, no? Lei dice... Sì, no, ma volevo dire una cosa sul socio che ho
occulto che non lo vedo mai in azienda, no? Che però fa dei grossi prelievi durante l'anno, ma comunque alla fine le aziende con una tassazione come abbiamo oggi noi, che tra tasse dirette e indirette andiamo a finire al 73%, le aziende non sono in grado di investire e di fare impresa in Italia. E in più non abbiamo, nonostante l'Italia abbia una grossa attrattiva anche all'estero, con queste tassazioni qua le aziende da fuori non vengono a investire in Italia. Quindi io dico, perché è chiaro, è difficile, cioè, lei, se lei volesse oggi aprire un capannone nuovo, un deposito, qualcosa, quale anno si prospetta? Cioè fanno prima arrivare i marziani? O... No, guardi, io oggi come oggi non mi impianto più ad aprire capannoni, ma io ho la mia azienda, siamo 11 dipendenti. Siamo arrivati anche ad avere più di 25 unità, collaboratori in azienda, eravamo in 4 che gestivamo 25 persone, oggi in 11 siamo in 4, non riusciamo a gestirli. Quindi dico, qualcosa ci deve essere che non va, le persone sono sempre quelle, non le ho cambiate, sono sempre quelli che lavorano, le macchine, anzi abbiamo implementato anche i software per andare a gestire tutti gli interventi, tutte quante le cose che ci sono da gestire, quindi semplicità anche da parte degli operatori che sono in ufficio, e non riusciamo a gestire la burocrazia nel modo adeguato, perché alla fine sì, noi come nel mio settore, come si diceva prima dell'edilizia con Cancian, io parto che devo entrare in cantiere, devo avere il POS, devo avere il DUVRI, devo avere tutti i corsi della sicurezza e quant'altro, come giusto che sia, cappello, per l'amor di Dio. Il elmetto, la scarpa antinfortunistica, sì, cappello, la divisa, l'infortunistica, tutto quello che serve. Io non metto in dubbio che sia sbagliato, perché anzi sono il primo a riprendere i miei collaboratori nel momento in cui non li trovo, esatto, con i DP di sicurezza. Però dico, troviamo una giusta forma. Tanto per dire, l'altro giorno ho fatto il corso per il muletto, io il muletto lo uso 7 ore all'anno, ok? Ho dovuto fare, perché ogni volta che viene il certificatore ISO a farmi la certificazione mi dà la non conformità, perché non ho fatto il corso del muletto. Adesso 2 giorni di corso, ho fatto il corso del muletto, chissà che siamo a 2 giorni di corso, 1.000 euro che vanno via, costi che vanno. Questa è una notizia, no, riprendo da lui perché ho visto che annuiva quando lui diceva allora Ferrari, intanto dicevano il problema un po' del sindacato, poi anche se si punta un po' più sull'ambiente, e poi diceva alla fine sì, il costo dei lavori in Italia, anche come diceva con una portano anche lavoro, la delocalizzazione, know-how. Per quanto riguarda l'ambiente, faceva una battuta prima ed era la risposta migliore: quanto rompiamo le scatole, detto in battuta, riprendo le sue parole di prima, ma su questo punto qui devo dire che siamo uno dei pochi soggetti che anche nel dibattito pubblico insomma cerca sempre di mettere al centro, anche perché purtroppo noi viviamo in una regione straordinaria che ha avuto una grande storia di sviluppo in questi anni, ma che molto spesso ha messo le ragioni dell'ambiente sicuramente non in cima alla nostra classifica. Pensiamo ad esempio a veri e propri danni pesanti che sono stati fatti, pensiamo l'ultimo in ordine di tempo alla questione dei FAS. Basta pensare anche al Mose che sta modificando le nostre, ma basta pensare insomma alla nostra laguna. C'è stato un modello di sviluppo che davvero su questo piano qui ha fatto dei danni, e un'innovazione, un Veneto che guarda al futuro non può che partire anche da lì, anche perché sta diventando un volano anche di sviluppo nuovo, di investimenti, di possibile innovazione anche dell'insieme dell'apparato produttivo. Anche perché tutti questi laureati in scienze ambientali dove li piazziamo? Questo è un altro Diciamoci discorso, la verità, diciamo così, ma sforniamo di tutto, ma ci serve. Esattamente. Quanto a portare il lavoro all'estero? Allora, parliamoci chiaro, bisogna davvero distinguere le cose, perché sennò si fa un discorso un po' troppo generico. Le delocalizzazioni sono esattamente quello che si diceva prima e non vanno bene. Non vanno bene perché tu non puoi impoverire l'apparato produttivo per un'esclusiva ricerca di un margine maggiore dato
da una riduzione del costo del lavoro. L'internazionalizzazione è un'altra cosa, è un protagonismo del nostro sistema industriale che si, diciamo, allarga, si sviluppa anche all'estero, senza mettere in discussione quartier generale, senza mettere in discussione progettazione, senza mettere in discussione posti di lavoro nel paese. Quello, se un'industria è forte e si sviluppa anche all'estero, è una cosa positiva, perché poi ha un ritorno anche in termini di solidità per quanto riguarda la presenza qui in Italia. E noi abbiamo degli esempi molto positivi anche qui in Veneto, penso in particolar modo alla metalmeccanica e così via. L'Alta Padovana, adesso mi viene in mente la prima cosa. L'altra questione, ed è il vero fenomeno che deve preoccupare in questi anni, è stata l'acquisizione da parte di realtà estere, soprattutto multinazionali, di pezzi pregiatissimi del nostro sistema industriale, che è stato svenduto a prezzi di saldo. Questo pone due questioni. Io non sono contrario ideologicamente al fatto che arriva un investitore estero e si acquista un pezzo del nostro apparato produttivo. Non è questo il punto, ma cosa produce? Primo, quale progetto di sviluppo industriale in Italia e soprattutto sul piano occupazionale? Perché Embraco è questa roba qui. Whirlpool è stata ceduta da italiani a multinazionali che poi, lontani dal territorio, ovviamente hanno delle logiche di sviluppo che non sono quelle di un'attenzione magari anche ai posti di lavoro nel nostro paese. Ma possiamo arrivare all'ultima NTV Italo, scusatemi, anche quella non è proprio, è stata additata come addirittura un esempio virtuoso, una genialata. No, una genialata un tubo, perché riflette una debolezza del sistema imprenditoriale italiano, soprattutto di quello medio-grande, perché di questo stiamo parlando riguardo a questi elementi competitiva sul mercato. Allora, le aziende che ci siamo mangiate sono tante, penso anche mangiato, comunque che ci hanno preso, penso a Bulgari piuttosto che l'aranciata, il polo del lusso, una certa industria alimentare, la questione ad esempio, se pensiamo che noi abbiamo fatto andare via la più grande impresa di questo paese, addirittura applaudendo che piazza la sede a Londra o fiscale in Olanda, proprio per le ragioni che dicevamo prima, che si chiama FCA e che ci lascia irrisolto una questione occupazionale grande come una casa, fortunatamente compensata dalle risorse, diciamo così, della cassa integrazione, insomma, un paese dovrebbe riflettere sulla sua prospettiva industriale. Si fa un certo ok, perché l'ha vista insomma piena. Allora, prendiamo la telefonata e poi andiamo a Cancian, che lo vedo bello carico. Sì, no, è pronto, buongiorno. Sono Giusy. Buongiorno Giusy. Ha freddo Giusy, com'è? Adesso sono dentro in casa con 19 gradi, insomma sto bene. Bene, al lusso allora, lei al lusso, ecco qua. Come al lusso? Meno di 19 gradi non si può mica resistere. Ha ragione. A parte che ci sono tanti poveretti che non hanno neanche riscaldamento e mi fanno pena veramente, perché non c'è una misura, Ci dica tutto. Allora, volevo sapere se il signor Susin è quello che, comprando una caldaia, ti dà in omaggio il condizionatore. Sì, sono io, sì. Ma ci sta dentro, voglio dire. Ci sta dentro questa... No, certo che ci stiamo... Non so se gli altri non sono onesti come lei, oppure c'è qualcosa. No, guardi. Buongiorno. Allora, Susi, faccia outing, perché questa faccia outing. Lei dove le tiene queste cose? Come ha queste pensate? No, allora, io da buon imprenditore non è che mi sono inventato nulla di che, e non solo regalo la caldaia, ma faccio anche il finanziamento. Quindi, sono a volte che dopo l'ordine mi comunque, bacchetta. Al di là di questo, il concetto qual è? Mi sono messo d'accordo con l'azienda e il condizionatore effettivamente è in regalo, perché lo regaliamo. Non è chiaramente un condizionatore blasonato, perché magari non è ma però è un condizionatore che va molto bene, che comunque noi seguiamo come garanzia e come manutenzione, quindi non ci sono problemi sotto questo punto di vista. Questo è vero, sono io. Per quanto riguarda il discorso appunto dell'ambiente, m'attacco alla signora, visto che mi ha mandato il flash. Chiaramente montando le caldaie a condensazione
ovviamente andiamo ad abbattere il CO2, polveri sottili e quant'altro. Poi dopo lo vediamo cosa succede. Allora, se ci sono altre telefonate e curiosità su Susin, noi siamo qua a dare di risposte, cioè se avete visto qualcosa, noi siamo qua. 0422162678 e poi diamo libero sfogo a Cancian. Dopo. Ci scrive un ragazzo, dice: al di là dell'enorme livello di tassazione che ormai non è più uno dei problemi crescenti per le aziende sono i costi del personale, e questo a mio avviso è proprio uno dei motivi cardine per i quali le aziende cercano di delocalizzare all'estero. Lei ha qualche promozione in corso, perché magari prima di cominciare deve fare anche lei? Mi propongo io. Si propone, vabbè, ok. No, il problema non è la retribuzione, è un piccolo passaggio, ma è una questione mentale e culturale. Non è la retribuzione, è il costo generale del lavoro il problema, nel senso che i miei collaboratori, il loro stipendio se lo guadagnano alla grande, è tutto il resto che è un peso, perché tutto il resto sì è eccessivo, ed è eccessiva anche la tassazione ai miei dipendenti, perché se lei potesse consegnare lo stipendio così com'è, quanto sarebbe uno stipendio di un suo operaio reale? Sui 1.800. Senza le tasse? Cioè diciamo che lei non paga più, non versa. Oltre ai contributi, allora in questo momento. Quanto le costa? Costa più o meno il doppio di quello che prende, quindi un dipendente va dai 3 ai 3,3, dipende come costo generale. Anche 3,5? Sì, dipende dalla qualifica. Se non ci fossero i dipendenti e i buoni dipendenti, la sua azienda chiuderebbe, quindi hanno anche il loro valore. Però se potesse darglieli. Io vorrei dargli, intanto non riesco a capire perché devo fare il sostituto d'imposta, ma vabbè, non importa, e questa ormai è una cosa assodata, anche grazie. Ed è per questo che prima mi sono un po'. Sei agitato. Perché stavo cominciando ad andare d'accordo con Ferrari, che è del CGIL. La cosa mi preoccupa. E la cosa mi preoccupava molto. Ma poi ci ha pensato lui subito. No, è piena di emozioni questa puntata. No, Ferrari ci ha pensato subito, perché quando Susin elencava le carte che noi dobbiamo consegnare per la sicurezza, qui si è vista la mentalità statale di sinistra della CGIL, e lui diceva ci mancherebbe. No, non ci mancherebbe, ci manca e come, perché noi in cantiere dovremmo consegnare, come fanno i francesi, come fanno altri paesi in Europa, una carta in cui dice: io ho fatto fare tutti i corsi e me ne assumo la responsabilità penale di aver formato i miei dipendenti. Non devo portare un plico così di carte che ogni volta devo preparare e controllare. I miei dipendenti devono essere formati, e questa però è una responsabilità che io ho e che comunque mi resta, e tu lo sai benissimo. Perché nonostante io per esempio tutte le carte della sua responsabilità mi interessa poco, mi interessa che quei numeri sugli infortuni sul lavoro, ma questa è la differenza, che non mi interessa la nostra responsabilità. No, non mi interessa, non è quello ogni volta che purtroppo non è la criminalizzazione sua, ma è così, è così. Infortuni sul lavoro che crescono, attenzione, sulla sicurezza. Sì, no, non è vero, non è vero, questo che state dicendo è una bugia. Ma come una bugia? È una bugia. Non è vero, ma perché voi paragonate un dito schiacciato e un'unghia incarnita con un ragazzo che muore perché è stato disatteso. Lasci stare la sicurezza, che è un tema serio. Ma è certo che soprattutto nel suo settore, la vediamo tutti i giorni noi. E vi vorrei così tanto agitati e fermi, per esempio, su tutte quelle attività, e non dico di che tipo, che hanno per esempio i cinesi in Italia. Io non ho mai visto un giro di sindacati. Mica niente, voi non avete niente. I dipendenti sono in regola, avete mai fatto? Ma scusi un attimo, sono formati nella sicurezza. Siete mai entrati nel centro di smistamento cinese che c'è a Padova? Guardi che noi siamo entrati nella logistica più schifosa, dove si fa la tratta delle persone. Ma no, lasci stare che non sa neanche di cosa parla, perché se arriva qualcosa in procura della Repubblica arriva da me, non da lei, arriva da me, in procura della Repubblica, ma lo so così tanto
che, ripeto, se facciamo lasci stare il terreno della sicurezza. No, guardi, la sicurezza io ci entro. Parli delle tasse, per carità, ma la sicurezza lasci stare. Della sicurezza ci parlo perché noi abbiamo formato migliaia di dipendenti, migliaia come imprenditori, e li stiamo formando ancora, perché lei sa benissimo che vanno aggiornati tutti i corsi, e a ogni aggiornamento io devo consegnare una carta in più. Quella non è burocrazia, quella a ogni aggiornamento devo consegnare, conservare e protocollare una carta in più. Lei dice vorrei fare una dichiarazione unica in cui dico ma funziona così in Europa, solo in Italia dove abbiamo gente che pretende carte. Io parlo per Treviso, non mi risulta che gli infortuni siano stati in crescita. Ma non è vero, non sono in ascesa. Scusate, qua le opinioni personali stanno a zero. Ma no, ci sono i dati ufficiali dell'INAIL che ci dicono che non appena è ripartita, diciamo così, i primi segnali di crescita, purtroppo sono ripartiti anche il numero di infortuni. Io non sto mica criminalizzando nessuno, sto dicendo non sottovalutiamo un ambito che non è un peso, un lacciolo, è una cosa seria. Poi sburocratizzare non è quello il punto, ma la cultura della sicurezza non va sottovalutata. Io non dico di no, però bisogna. La sicurezza che viene fatta viene pagata dagli imprenditori, non è che la paga qualcun altro, quindi noi non abbiamo nessun problema di farlo. Scusa un attimo, io pensavo che andasse d'accordo, ma vedi che c'è stato una risistemazione dei campi. I dati che cita appunto Ferrari sono i dati nazionali. Andiamo a vedere i dati veneti. Io non ho i dati in mano di Treviso o di Venezia. Allora, diciamo che con la Z, perché all'inizio dell'anno si azzera, dipende sempre da cosa fai, hai capito? Perché se per te è un infortunio è uno che si pesta il dito e sta in infortunio 2 giorni ed è valido come quello che cade giù da un ponteggio, hai capito? Allora le cose hanno un valore diverso, molto diverso. È quello che dico io, bisogna stare a non guardare il dato. Perché questa è la legge, prevede questo. No, però tu fai una distinzione o no? Burocrazia cosiddetta è una cosa, la cultura della sicurezza è una cosa importante. Ma e voi pensate di farla con le carte? No, non si fa con le carte, lo si fa rispettando le norme di legge, portando avanti in termini formando le persone, non le norme di legge, formando le persone. Se mi fai parlare, guarda, in termini di formazione, investimenti, perché la sicurezza non è un costo, è un investimento a tutela delle imprese e soprattutto delle persone interessate. Insomma, non è un costo per voi sicuramente, però per noi sicuramente lo è. Messa così, com'è adesso, per noi sicuramente lo è. Gli infortuni e i morti sul lavoro sono un costo. Ma non agitate i morti sul lavoro come fosse la bandiera in cui voi andate a salvare il mondo. È una tragedia. Ma li leggi i giornali. Noi abbiamo aziende che non hanno avuto un infortunio da 5 anni. Ma io non parlo di lei, io sto dicendo non sottovaluti questo. Non sottovaluto niente, perché noi ci siamo tutti i giorni con i nostri collaboratori, tutti i giorni, che bisogna guardare i dati. Allora 0422162798, comunque la sicurezza ci vuole e le carte purtroppo le dovete consegnare, però la cosa più bella è sapere, insomma, perché non possiamo dargli fuoco, possiamo dire anche nelle vostre aziende lavora serena e non possono la sera tornare a casa, giusto? Possiamo dire anche un'altra cosa, la burocrazia, le tasse ci mancherebbe, adesso per carità io non voglio, però ragazzi stiamo attenti perché qui c'è un problema che non può essere ridotto solo a questo. Parto soprattutto da settori come il vostro. Al di là di questi aspetti qui, noi abbiamo un problema grande come la casa che è l'assenza di domanda, c'è un problema di mercato. Un imprenditore, immagino che... In che senso, scusa, l'assenza di domanda? Cioè manca lavoro, il mercato, manca lavoro, non è che posso assumere così. Attenzione, però qui c'è da fare un altro, cioè ci sono altri problemi. Primo, una politica economica e industriale che non va bene, e questo è un primo elemento, perché in questi anni faccio presente che di soldi al sistema delle imprese, soprattutto quelle medio-grandi, sono state dati in grandi quantità, 40 miliardi negli ultimi 4 anni attraverso decontribuzioni, tagli dell'IRES, tagli degli eccetera. Ma dillo a noi che non ne abbiamo presi uno, che stiamo mantenendo i regali. Se mi fai finire un ragionamento.
È mancata una politica industriale, l'unico accenno che c'è stato, questo va detto, è stato provvedimenti Industria 4.0 di Calenda, che almeno queste risorse le ha indirizzate verso un obiettivo di investimento, Io non lo sto difendendo, sto dicendo un abbozzo, diciamo così. Poi su Calenda posso scrivere un libro. Vabbè, insomma, poi scrivi quello che vuoi. Io devo scrivere la parola pubblicità Ferrari, porti pazienza, perché poi, ecco, comunque, poi ritorniamo, sempre qui in diretta, 0422 16 26 798, vi vedo belli calorosi perché è freddo, ci vediamo dopo. Ecco, siamo tornati in diretta e hanno continuato a essere molto calorosi anche durante la pubblicità. 0422 16 26 798. Torniamo su Facebook. Impunità, vittime senza giustizia, imprese che falliscono per non essere riuscite a riscuotere un credito, ma si può continuare così. C'è anche questo problema molto grosso. Forse è uno dei più grossi per gli imprenditori. Che insomma alle volte cioè, se lei dicesse mi venga a fare una scuola, Canciana direbbe no, basterebbe che pagate, non guardi, pagate. La cosa che non riuscirò mai a capire è perché quando c'è un contenzioso non ci sia un giudice che dice si fa il CTU e che è il perito del giudice, stabilisce secondo lui chi ha torto, chi ha ragione, e in 6 mesi chiudiamo la cosa. Ma anche meno di 6 mesi, anche meno di 6 mesi. Noi ce l'abbiamo, noi sono 6 anni che siamo in processo con un'azienda, che avanziamo una botta di soldi, specialmente per la nostra azienda che è una piccola. Ma non si era assicurato? Ma assicurato da chi? Dai cinesi mi assicuro, con i razzi dei fuochi d'artificio. Perché ci sono anche coloro che si assicurano e poi sempre su Facebook è sempre un costo comunque assicurarsi, dice, dopo torniamo da lei Susin, certo tutte queste difficoltà non invogliano nessuno a investire in Italia e qualche temerario ci prova, si pente e poi scappa. Lei scapperà dopo l'offerta che ha fatto. Dopo tutti i condizionatori. No, non scappo. Prendiamo la telefonata. Pronto? Buongiorno. Perché qua la teniamo d'occhio. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Piero. Buongiorno. Volevo intervenire nella trasmissione. Eccoci qui, siamo in diretta. Buongiorno. Vedo che la signora non sta parlando. Perché ascolto, mi dica, buongiorno. Allora, io sicuramente gli ospiti che sono, i 2 imprenditori che sono nella trasmissione, sicuramente sono, diciamo, onesti, ma mi chiedo, non è che siamo arrivati a tutta questa, diciamo, burocrazia, gran parte della colpa non sia anche degli imprenditori tra virgolette disonesti, che bisogna sempre correre dietro a tutto quello che combinano? Quanti imprenditori io dico e conosco che falliscono non pagando tutto quello che devono pagare e aprono un'altra ditta sotto il nome della moglie, del figlio o di qualcun altro. Ma se falliscono? Non so, dobbiamo vedere quanti morti, abbiamo il record dei morti sul lavoro e dobbiamo abolire addirittura tutte queste cose. Io credo che dobbiamo creare uno spirito, diciamo tutta la popolazione italiana, il problema è di tutti i cittadini, non abbiamo un senso civico. Perché viene sempre Dio denaro davanti. Sì, c'è l'interesse sull'aspetto umano, sociale, globale, insomma anche del fare industria. Piero, io la ringrazio per il suo punto di vista e allora non è che poi lei tutta questa promozione fallisce e in testa tutto alla moglie? No, io no. Tranquillo, non ho grossi problemi. Però dice il nostro telespettatore è colpa anche di molti imprenditori perché vogliono, come si dice, no? Colpa degli anche la gallina ingorda si greppa il gozzo. È colpa degli imprenditori, per l'amor di Dio, andrei un po' anche cauto a dirlo, perché l'imprenditore fa investimenti, cerca di dar lavoro ai suoi dipendenti, ma io la vedrei in modo diverso, io andrei a girare sul piano della tassazione, perché oggi io, ripeto, pago il 73%, in più sulle caldaie, appunto ricollegandomi alle caldaie, quando mi pagano col bonifico
ho l'8% di ritenuta che mi viene tolto, quindi siamo intorno all'81% che mi manca dall'azienda. Anche sui cappotti. Anche sui cappotti. Su tutto il risparmio energetico c'è l'8%, e io con quello che mi resta devo dare da mangiare ai miei collaboratori, devo far funzionare l'azienda. Pagare il lavoro dei suoi collaboratori. Sì, pago vabbè, immagino diano un apporto utile. Certo che sì. No, perché sennò sembra quasi che faccia la carità, non faccio la carità perché i miei collaboratori, questa storia che c'è l'imprenditore solo e poi dei gentili guardi che i miei collaboratori non sono un per numero, bontà e grazie ricevuto. I miei collaboratori non sono un numero, si chiama Bruno, Mauro, ma non esiste, cioè lo sviluppo mi lasci finire, lo fanno gli imprenditori, lo fanno i lavoratori, non è che senza dubbio, io su tutte le riunioni che faccio dico sempre: Susin esiste perché ci siete voi, perché io non è che faccio lavoro sul campo, io lo dico sempre, li ringrazio ogni volta e sono il primo. Però è anche vero che quando Susin non li incassa bisogna che ti paghi in stesso. Però chiudendo il ragionamento, e vi dico questo, nel 2008 lei è un sindacalista. Io avevo un fatturato di 2 milioni, sono andato a finire a 300.000 euro per 3 anni ho tirato fuori il portafoglio, e i miei dipendenti, i miei collaboratori, come lo vogliamo chiamare, hanno sempre preso i suoi soldi. Quindi non stiamo a fare tante, io sono un imprenditore che sono sul territorio, sono locale, mi comporto bene, cerco di far bene quello che devo fare, però ripeto, la tassazione che oggi abbiamo è devastante. Però insomma io guardo voi due imprenditori, il governo il governo sta diventando anche un po' un alibi sta roba qua, perché sta tassazione, ho capito, non resta niente, alla fine prendono di più i dipendenti che noi gli imprenditori oggi. Però scusate, questo governo vi ha un po' aiutato, no? È una mia curiosità, con tutte insomma i contributi per cambiare questo. Tagliato l'IRES, ma scusa. Senta, fai un taglio del 0,3, capito? Del 0,5 e poi mi dici che miliardate che forse se li mettevano a fare un piano di investimenti pubblici li faceva anche meglio. Non li hanno dati a noi, i 40 miliardi forse sono nei loro conti, ma sicuramente ma io guarda, su questo io dico investimenti pubblici sul territorio, aprire 1000 cantieri fanno più bene all'economia e anche alla piccola impresa piuttosto che decontribuire dei tassi. Su questo siamo d'accordo. Ma su questo siamo d'accordo. Però chiedete altro, chiedete questo anche alla politica. Noi questo l'abbiamo chiesto alla politica. Certo. Il problema è che la politica mi ha risposto col Job Act. Dicendomi, ti do e su questo siete d'accordo? No, 80 euro per una risposta sbagliata. Il Job Act, la pioggia delle decontribuzioni. Bisogna fare piani di investimenti. Perché io non assumo più gente perché mi dai 80 euro per il dipendente. Non ne ho, se non ho lavoro non assumo gente, manda a casa quella che ho. Appunto. Punto. E possono ridurre le tasse anche a zero, ma se non ha lavoro può pagarli anche gratis i lavoratori. Se non creo economia non esiste nessuna possibilità. Ma per creare economia non lo si fa tenendo i cordoni al risparmio. Bisogna che lo Stato faccia le opere pubbliche e rimetta in moto l'economia. Sono d'accordo. Come ha fatto mantenendo per anni la Fiat e poi trasformarla in FCA e trovarsela a Londra. A Detroit o in altri posti. Esatto. Quindi chiediamo anche questo allo Stato, oltre alla solita litania delle tasse, soprattutto questo, politiche espansive, investimenti pubblici sui territori, che di bisogni ne abbiamo tantissimi. Ma basta che comincino a mettere a posto le scuole. Le scuole, edifici pubblici, messa in sicurezza, antisismica, riassetto idrogeologico del territorio. Ma allora, su questa cosa che si chiama rifar partire l'economia e creare posti di lavoro, dobbiamo essere d'accordo, perché o loro difendono i lavoratori facendo creare posti di lavoro, o non hanno più nessuno da difendere perché gli va tutti in casa. E quindi su questo non c'è nessun problema. Il problema poi è il metodo, perché, ripeto, quando lui parla di sicurezza, parla di un argomento sicuramente serio, scusate, ma non la si fa con le carte. Se si fa sul posto, lei dice io ho fatto fare tutti i corsi, voglio consegnare una carta bollata unica. Ne sono responsabile, se volete la facciamo firmare anche dei dipendenti, non c'è problema. Facciamo una carta in cui si firma il datore di lavoro e i dipendenti, in cui diciamo noi siamo a posto di tutto. Tanto la firmano anche adesso, ma devo portare un pacco di carte così.
poi la mega azienda che ti dice: e io ogni volta che faccio un'ispezione in giro, se il tuo dipendente non ha il caschetto su in cantiere ma ce l'ha appeso alla cintura, ti do 500 euro di multa perché io posso farlo. Così a fine lavoro, no, invece di incassare 100.000 euro ne incassi 80. Vabbè, perché adesso a 500 euro al giorno di maglia. Allora, chi fa un lavoro pericoloso indossa la sua divisa, punto. Non c'è storia. Ma punto. quando glielo spieghi al dipendente? Lo so, lo deve fare, vabbè, la sicurezza non ha prezzo. Bravo. Ecco. Allora, però togli a lui i 500 euro e vedrai che cambia la cosa. Devo chiudere. Allora, lei Susin, la ringrazio, Luigi Susin, la ringrazio, imprenditore, stia attenta a quello che dice perché a casa abbiamo il Sherlock Holmes. Allora, grazie a Cristian Ferrari, segretario generale CGIL del Veneto. Grazie a voi. E grazie a Diego Cancià, imprenditore, che ci ha riscaldato questa atmosfera con questa colburia. Grazie a tutti i nostri telespettatori e chi ci ha seguito su Facebook. Noi torniamo domani.